Salve a tutti. Lo studio di una funzione razionale fratta, cioè il quoziente di due polinomi, si può fare in modo semplificato rispetto allo studio di una funzione qualsiasi, con meno passaggi. Ora vediamo come. Allora, per trovare gli assintoti verticali ci è sufficiente vedere in quali punti si annulla il polinomio al denominatore. E per gli assintoti orizzontali in generale bisogna calcolare il limite per x che va a infinito della funzione. E ora vediamo proprio questo. Il limite per x che va a infinito della nostra funzione. Abbiamo tre casi, perché abbiamo semplicemente il quoziente di due polinomi. Un caso è che il grado del numeratore è minore del grado del denominatore. Il secondo caso è che i gradi sono uguali. E il terzo caso è che il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore. In tutti e tre i casi si può raccogliere a fattore il termine di grado massimo, anche col suo coefficiente. Vedete qua, qua, qua. Si raccoglie e poi in parentesi avrò sempre 1 e poi dei termini dove ho x al denominatore. Ok, abbiamo i termini di grado massimo nei loro coefficienti, quindi posso scrivere il quoziente dei coefficienti davanti. Qua e qua. E cosa succede con la x che ho raccolto? Allora, se qua il grado numeratore è minore, comunque qua abbiamo x fratto x alla terza, se si semplifica diventa 1 fratto x al quadrato. Comunque in generale devo sottrarre gli esponenti, qui ho x alla 1 meno 3, ma in questo caso otterrò 1 meno 3 fa meno 2, che è uguale x alla meno 2 e 1 fratto x al quadrato. Insomma, in questo caso avrò sempre 1 fratto x a qualche potenza. In questo caso invece non importa quale sia il grado, se è uguale sopra e sotto si andrà a semplificare, quindi la x qua sparisce da qua. In questo caso qua invece, comunque sottraendo qua x alla terza fratto x alla prima, 3 meno 1 fa 2, o x alla seconda, ma in ogni caso avrò x a qualche potenza. Allora, in questo caso, quando x va a infinito, 1 fratto x al quadrato va a 0. E quindi in questo caso, quando x va a infinito, la funzione va a 0. E quindi y uguale a 0 è l'assintoto orizzontale. Si tratta dell'asse x. Quando in questo caso qua la x qua è scomparsa, sì, e quindi questi termini in parentesi, sì, prima dovevo dirlo. Allora, nelle parentesi ho questi termini qua dove ho x al denominatore che vanno tutti a 0 e davanti c'ho un 1, quindi va 1 fratto 1, in tutti i casi succede questo, 1 fratto 1, questi termini in parentesi, tutte queste parentesi tendono a 1, ok. Quindi in questo caso le parentesi tendono a 1, x a qualsiasi potenza che era è uguale sopra e sotto, si è semplificato, e allora il valore del limite è una costante, il quoziente dei due coefficienti è una costante, e quindi qui ho l'assintoto orizzontale y uguale questo valore. In questo caso qua anche questo va 1, però qui ho il limite per x che va a infinito di x a qualche potenza, e quindi questo limite è infinito, il che significa che non esistono assintoti orizzontali. Però c'è un sottocaso in cui esiste l'asintoto obliquo, e ve lo anticipo subito, è il caso in cui il grado del numeratore è di 1 più grande del grado del denominatore, che non è qua, qui abbiamo 3, qui abbiamo 1, però immaginate adesso il caso in cui il grado del numeratore è di 1 più grande del grado del denominatore. Quando sottraggo gli esponenti qua otterrò 1 e quindi qua otterrò x alla prima, e quindi si può pensare così: quando x va a infinito quella funzione si comporta come una funzione lineare dove ho x alla prima potenza,
e quindi si tenderà a una funzione lineare, quindi quella funzione lineare sarà proprio l'asintoto obliquo. O si può ragionare in un altro modo: per calcolare la pendenza dell'asintoto obliquo bisogna calcolare il limite per x che va all'infinito di f di x fratto x. Però sempre in questo caso in cui il grado del numeratore è di 1 più grande, allora se io divido con x aumento il grado del denominatore di 1 e quindi poi i gradi diventano uguali, e allora il limite per x che va infinito si calcola come in questo caso, viene fuori una costante, e quella costante sarà proprio la pendenza dell'asintoto obliquo. Ancora una cosa riguardo lo studio semplificato: il segno della funzione. Allora dobbiamo considerare soltanto gli zeri del numeratore o del denominatore. Passando attraverso questi valori, gli zeri o di uno o dell'altro, la funzione o cambia di segno o non cambia di segno. Visto che è più facile, diciamo prima quando non cambia di segno: quando quello 0 del polinomio, o non importa se è numeratore o denominatore, quando lo 0 del polinomio è doppio o quadruplo di grado pari. Cosa significa? Ad esempio, se un polinomio è divisibile con, o lo possiamo fattorizzare, quindi se un polinomio è divisibile con x-1, x-1 si annulla in 1, significa che x-1 è soluzione. Comunque se quel polinomio è divisibile con x-1 alla seconda, e quella significa che è una soluzione doppia. Se è divisibile con x-1 alla terza, quella è una soluzione tripla. E quindi nelle soluzioni, negli zeri del polinomio di grado dispari, la funzione cambia di segno. Passando attraverso gli zeri di grado pari non cambia di segno. Sì, ok. Così può essere che il vostro professore voglia che facciate lo studio di funzione completo, anche se con tutti i passaggi, anche se si tratta di studio di funzione razionale fratta. Comunque può essere utile saperlo anche per fare per controllare velocemente se tutto torna. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.